Consorzio CIFAP. Nubi nere all'orizzonte segnalano l'arrivo del prossimo temporale. Abbiamo chiesto lumi a un imprenditore presente sia nel CDA e soprattutto operativo nella zona industriale osovana. Queste le sue parole. Allora, ieri sera durante l'assemblea abbiamo assistito a una scena a dir poco vergognosa, perché noi come imprenditori non siamo stati assolutamente ascoltati da parte dei comuni che anch'essi partecipano all'interno del CIPA. Avevamo proposto per la continuità del CDA uscente, quindi del presidente Ivano Benvenuti e degli altri membri del CDA. Non siamo assolutamente stati ascoltati e dopo che sono stati fatti i nomi, come azione abbastanza forte abbiamo deciso di lasciare l'assemblea. Dunque siete saliti sull'Aventino? Adesso come adesso noi ci troviamo in forte difficoltà nel futuro del CIPAF, perché non ci sentiamo rappresentati e non ci sentiamo ascoltati dalla parte politica che dovrebbe essere a fianco degli imprenditori. Alla fin fine facciamo parte del CIPAF con una quota di minoranza, perché bisogna dire che nel CIPAF stesso ci sono delle quote dove i 3 comuni hanno il 60% della compartecipazione, dopodiché partecipano sia le associazioni di categoria, quindi Confapi, Confindustria e Confartigianato, la provincia, che insieme dovrebbero lavorare insieme per lo sviluppo del consorzio e delle imprese. Adesso cosa farete di concreto? Adesso noi a breve ci incontreremo di nuovo come imprenditori, cercheremo di trovare, di creare un comitato dove far valere le nostre idee, le nostre opinioni, perché crediamo e valutiamo che quello che è successo ieri sera nell'assemblea non sia stato del tutto legale sotto certi aspetti dello statuto. Secondariamente il nuovo presidente valuteremo se è candidabile. In giorni quindi noi creeremo un comitato, cercheremo di queste nostre perplessità di nuovo all'assemblea con del nuovo CDA.